prevenire, sempre in base a queste teorie. Ecco qua da nuovo Fioi è il fisico che fa la sua diagnosi e il chirurgo che si sporca le mani. Vedeo che le drio farghe un salasso, le femmine una piande e che altra l'ascolta la diagnosi. Il salasso, che tra l'altro era di gran moda ed è andato avanti. Io mi ricordo quando ero bambino che si andava in farmacia a comprare le sanguette e mi ricordo che alla nonna mettevano le sanguette, quindi la moda del salasso è andata avanti parecchio. Il salasso perché rigenerando il sangue si diventava più forti contro l'aria cattiva. Ecco un'altra scena, il fisico ha fatto la sua diagnosi, la Ciappai Soschei e adesso le drio fora, la donna arriva perché probabilmente la cura ordinata è stata metilon a dieta stretta, porrete l'esame magro, guarda che roba, e lo ha messo a dieta stretta col vaso da notte e le pantofole sotto il letto. Tutte queste cure dovevano rinforzare il corpo contro l'aria cattiva portatrice di peste. L'altra teoria, Avicenna, cosa si faceva contro l'altra teoria? Ricordatevi nei Promessi Sposi di Don Ferrante, vi ricordate il personaggio di Don Ferrante, quel grande erudito la cui biblioteca si è persa chissà dove? Beh, Don Ferrante va a letto e muore di peste prendendosela con le stelle, perché era ancora convinto che la peste fosse la conseguenza di cattive congiunzioni astrali e si dava sempre la colpa a Saturno quando era, ecco perché vi ho messo il pianeta degli anelli, quando era in congiunzione con Marte e quindi ci si difendeva puntando questi oggetti contro il cielo, se invece Seveaschei si usavano le pietre preziose, perché si pensava che le pietre preziose avessero la virtù di contrastare la virtù negativa, l'influsso negativo delle cattive congiunzioni astrali. E poi altri rimedi, se portea addosso profumi, bisognava evitare il movimento, bisognava evitare il sesso, perché si suda e quindi i pori della pelle tendono ad aprirsi e quindi l'aria cattiva può penetrare più facilmente dentro il corpo. Le purghe, no, facciamo la sintesi, salassi, purghe, clisteri, non sta a muoverti e non sta a fare neanche il resto. Fioil è meglio morire a sto punto. Scusate, era una roba terrificante. L'unica misura era la fuga, ma chi poteva permettersela? Guardate che i giovani, la nobile brigata del Boccaccio che si rifugia sui colli di Firenze, lontano dalla città in preda alla peste, sono ricchi, sono nobili, solo i ricchi possono fuggire, gli altri non possono scappare e la città diventa una trappola mortale per i poveri.